话，就是恭喜恭喜。Sono iniziati così, fra lo stupore dei passeggeri all'aeroporto di Venezia e i festeggiamenti del Capodanno cinese. Un'iniziativa unica nel suo genere, un'occasione importante per la conoscenza della cultura tradizionale cinese e di alcune attività culturali che il popolo cinese ama e organizza per la sua principale festività. Il Capodanno cinese rappresenta un altro step nella certificazione Welcome Chinese che abbiamo ottenuto nel 2017 e appunto in un'ottica di customer experience verso i nostri passeggeri. Al gruppo Save si lavora duramente anche per portare un collegamento diretto tra l'aeroporto di Venezia e la Cina, che il Marco Polo auspica di poter annunciare in un prossimo futuro. 150.000 i passeggeri cinesi in transito allo scalo veneziano, 750.000 quelli che arrivano ogni anno in Veneto. A questa parte d'utenza Save offre servizi dedicati che vanno dalla segnaletica in lingua cinese a forme di pagamento elettronico utilizzate dal pubblico cinese alla versione in cinese di parte del sito internet. The Chinese New Year, in the long history of friendly exchanges between Italy and China. 恭喜你发财，恭喜你精彩。 Ai festeggiamenti erano presenti, oltre all'amministratore di Save, Monica Scarpa, anche il vice console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Zhang Hong, il direttore dell'Istituto Confucio di Padova, Giorgio Pici, e il direttore dell'Istituto Confucio dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Attilio Andreini. La ricorrenza ha proposto la danza del leone, canti, arti marziali, concerti con strumenti tradizionali. Ai presenti sono stati consegnati omaggi portafortuna offerti con quella gentilezza che è fiore all'occhiello della millenaria cultura cinese.